Buonasera a tutti! Buonasera! A tutti i nostri belli di Bella, benvenuti! Buonasera, siamo impreparati, eravamo dietro le quinte. Sì, ci stavamo facendo un quarto di fatti nostri. Confusione. Allora, buonasera Mary, come stai? Bene, tu come stai? Bene. Diamo la buona serata a tutti i nostri belli di Bella che come sempre sono in collegamento con noi. Benvenuti miei cari, come sempre chi ci guarda dal canale 75 del digitale terrestre. Ecco, ripetiamolo perché tanta gente mi dice dove si vede. Canale 75. A breve tra l'altro ci saranno anche delle belle modifiche che poi vi diremo. Salutiamo chi ci ascolta in radio sui 103.7 in DAB blocco 10C. Buonasera anche a chi ci sta seguendo su Facebook, a chi ci segue tramite le nostre applicazioni, a chi ci segue su Twitch. Buonasera anche a chi è in diretta su TikTok, perché se non sbaglio Sonny ha appena attivato anche la diretta, giusto? Quindi ci siamo in diretta. Benvenuti alla quarta, se non sbaglio, giusto? Quarta puntata. Sì. 4 puntate. 4. Tra l'altro questa sera ci sarà un ospite diverso. Sì. Questa sera Sebi ha deciso di cambiare. Più tardi scoprirete di chi stiamo parlando. Come stai? Non si sente, Roberto? Siediti, va, che io sono stanca. I tacchi fanno male ai piedi, io sono abituata con le scarpe da ginnastica. Come stai? Davvero? Come va? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Tra l'altro ci sono delle belle novità. Prima di entrare in diretta ho sentito qualcosa dall'altro lato. Sì, lo diciamo fra poco, sì. Dopo. Lo possiamo dire. Lo possiamo dire anche dopo. Perché ho pubblicato la storia ora. Sì. Abbiamo una nuova canzone. Cioè, oltre a tutte quelle che abbiamo detto. Brava. Nelle ultime puntate abbiamo parlato dei progetti futuri nell'imminente. Di notte in notte si cambia come sempre, ragazzi. Si cambia come sempre ed è uscito un nuovo pezzo. Non è uscito, si sta lavorando. Infatti è uscito un nuovo pezzo da fare. Nella mente. Quindi devo ringraziare pure il nostro Sonny. Questo è giusto. Sonny DJ che quando tu dici Sonny parte l'applauso, qualsiasi cosa tu dici automaticamente Sonny è collegata all'applauso, ma capito? sai cosa? Secondo me tanto rispetto per Sonny, magari quando una cosa piace magari riesce a lavorare pure di notte, perché so che lui ha lavorato su questo progetto anche in tarda serata. Verissimo. Mi ha fatto contento, mi ha fatto già l'arrangiamento. Quindi lo dobbiamo settimana prossima già lo registriamo sempre qua. Bene. Poi lo facciamo fuori. Lo presenteremo in anteprima come sempre. Va bene, bando alle ciance e ciancio alle bande, perché è una settimana che non ci vediamo, quindi direi di iniziare immediatamente in musica. Ma come no, sì. Iniziamo a cantare? Sì. Sonny, manda qualcosa e cantiamo. Facciamo decidere al nostro Sonny? Prima svista no. E a prima vista il titolo della canzone lui ti ha preso in giro, voglio dire. Anche perché non mi ricordavo questo titolo. Non ti ricordavi questa canzone? Andata. Bella, questa sì. Ambreste in ricordo, ci metto un attimo, poi ti esci con me. Mi metto ho posto telefono, hai una storia subito, sto insieme a me. Sono innamorato, ma come combinato, a notte sto sciolando, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e mo sei arrivato, tu mi hai tagliato la vita, mi hai tagliato a me. Sono innamorato, sono tu che mi hai tagliato la vita, sono tu che ci sei riuscito. Sono mori ogni modo, e scegliesse solo a te. Io ti voglio tutte cose, se respiri in da chi si basa, e se poi sono così geloso, perché sono copazzi di te. Credimi, tu mi metti il brivido, non ti posso perdere, voglio stare con te. Guardami, in tasca guardami, e non mi deludere, vieni insieme a me. Sono innamorato, ma tu mi hai combinato, a notte sto sciolando, penso solo a te, non sai come non ci ho aspettato, e poi sei arrivato, tu mi hai tagliato la vita, mi hai tagliato a me. Sono innamorato di te, sono tu che mi hai tagliato la vita, sono tu che ci sei riuscito,
sono milioni di modi e scegliessero solo a te. Io ti voglio tutte cose, se respiri da chi si vase e se poi sono così geloso perché sono pazzi di te. Qualcosa porta rintanto sto cuore, a tu sei ma non subito la posizione. Non voglio stare senza te, mancano minuti. Io voglio stare con te per sempre, che non sono innamorato. Ma come combinato, a notte sto scenato. Penso solo a te, non sai come ora ci ho aspettato. E poi sei arrivato, tu mi hai cagnato a vita, mi hai cagnato a me. Mi hai cagnato la vita, solo dopo ci sei riuscito. Ti scegliesse non milioni di modi e scegliesse solo a te. E io scelgo sempre chi mi segue qua su Bella, cioè a voi. E io, è questa la canzone ogni volta che confondiamo con l'altra. È lei, è lei. È lei. Allora, senti, dobbiamo fare dei saluti. C'è Rosy Milano che ci sta guardando su Ciao TikTok. Rosy, al lavoro fuori, mi pare. Questa settimana aveva un evento privato. Sì. Per questo non è qua con noi. La salutiamo, ciao Rosy. Ciao Rosy, un bacio grande in attesa del duetto che ricordiamo state facendo insieme. Già siamo in fase di arrivo all'arrangiamento e poi finalmente verrà registrato e siamo molto curiosi di vedere cosa succederà. Poi c'era Stefania che voleva un bel brano d'amore per il marito Giuseppe Consumare. No, sì. E dopo glielo facciamo. E poi una ragazza che si chiama Eleonora Raso, se non sbaglio, salutiamo anche lei che ci sta seguendo. Mi ricordo questi nomi, ho lasciato il telefono lì per chiunque vuole i saluti. Come sempre ragazzi, continuate a scrivere perché tra un pochino lo portiamo qui con noi. Domani è la festa della donna. Domani auguro a tutte le Domani donne. è la festa della donna. Ricordiamoci che questa non è una festa solo un giorno l'anno. Esatto, no vabbè, ma più che altro la donna si deve amare e rispettare tutti i giorni. Esatto, però il fatto è che comunque la festa della donna è diventata un po' una festa pagana. In realtà il senso della festa è stato un altro, perché l'8 marzo morirono tantissime donne per la libertà, il senso è un altro. Quindi, come dice qualcuno, domani in realtà non si dovrebbe andare a fare le bordellone fuori, si dovrebbe andare più che altro a far rispettare la donna in memoria di quello che tanti anni fa molte donne hanno subito, e per dare il valore giusto oggi è stato un po' travasato il senso della festa della donna. Ricordiamo il mio appuntamento domani, festa delle donne, c'è lo strip di Seppi Padre. Dove sei? Scherzo, ragazze, per tutte voi, io so dove sta, scrivetemi in privato che vi mando l'invito, anche perché c'è la parola d'ordine per poter entrare, avete capito? Quindi comunque contattatemi. È vero, tanti questa festa non sanno neanche il significato. Esatto, non è perché comunque possiamo divertirci tutto l'anno, forse proprio il giorno della festa della donna non dovremmo divertirci in quel senso, ma dare valore più che altro a noi stesse, che è ben diverso, una cosa che Tra l'altro, visto che siamo qui, voglio ricordare un evento molto importante che è stato deciso questa settimana, perché ci sarà sabato 16 sabato 16 ci sarà una serata particolare. Di sabato voi non siete abituati a vederci in diretta, ma sabato 16, ve lo diciamo già da adesso, saremo qui insieme a Sebbi. E poi chi ci sarà con te? Con noi, io voglio essere così, mi voglio perdere in poche parole, però voglio ringraziare il nostro Salvo Nicolosi. Lo salutiamo. Quindi sono io, Salvo Nicolosi e Massimo Mix. Diciamo che sarà un terzetto, un trino molto bello, molto particolare. Sabato 16 saremo qui proprio per questa puntata speciale, durerà un'ora e ci divertiremo. Ma non lo so se dura un'ora oppure ancora dobbiamo parlare un attimino, mi pare. Va bene, poi dopo mi offre la cena a Sebbi. Ha deciso che dopo mi porta a mangiare, visto che sabato sera e dobbiamo rimanere fino a più tempo. Fino a tarda notte si può fare. Comunque dicevo che c'è pure il maestro Tuccio Calogero. Bene, quindi si canterà live. Devo dire che io sono contento perché sai, io durante il mio cammino musicale ho fatto anche delle scelte sbagliate, nel senso che magari si cresce con quelle, si fanno, a prescindere, anche nella vita si fanno scelte sbagliate, aiutano a crescere e a prendere consapevolezza. Magari di molte tu fai, che ti posso dire, un duetto, prendiamolo su questo, fai un duetto e poi magari
resta nel dimenticatoio, perché magari per problemi X magari ti allontani, magari c'è stata una determinata situazione che non permette a quel duetto di dover... Io ho avuto il piacere di duettare comunque con Salvo, che lo seguivo da piccolino. Ho avuto il piacere di duettare con lui, mi ha reso felice, quindi che dici? Sei pronto? Quindi mandiamo Salvo Nicolò, sì. Allora, mandiamo dicevo proprio duetto. questo, aspetta, non mi interrompere, io volevo dire che per i duetti ci sono persone che ti restano nel cuore e alcune volte si fanno dei duetti per sbaglio, secondo me. Vabbè, sono errori di percorso, capito? Errori di tragitto. Ma anche nei videoclip magari mettere qualche personaggio come compasso che poi non ti ci vedi più. Sono cose che insegnano. Sebi Patanè, Salvo Nicolosi. Lo riascoltiamo. Je vai ca, ci si va purva, ma che se mia moglie che va, tu sopra di me, il suo sangue tuo, ma colpa non è soltanto tua, è una femmina e bugie, c'è un cuore che si spoglia senza scurno. Non fammi parlare, non posso spiegare, è stata sempre s'accedenda. Facevo caffè, pazziavo con me, questo te peccato per sbagliare. Sono caruta che già fa e m'ha fatto innamorare, ma che scema, un doppio tradimento dentro me. Giocare, tu frate non mondiale contro me, non l'aveva fatto te. Un doppio tradimento che pazzi, ma si sembra frate mio, sono scesi dall'inferno senza Dio, questa femmina è voce, e non fa che non tiene niente, ma ti prego perdona sto cuore. Stavo pensando che male mi fa, la voglio lasciare, non tengo più la forza da guardare, che cuore mi dà, la voglio scordare, per me non c'è la verità, io mi faccio la vita, mentre a te che mi sei fragile, io ti perdono. Ma vieni con me, ci pensi per te, volevo che stavo contro me, la colpa è da me, l'aveva capito, mio frate non sa mai tradire, non ci dice la mamma, sai che scorno so sapesse, se innamora, un doppio tradimento dentro me. Giocare, tu frate la mondiale contro me, non l'aveva fatto te. Un doppio tradimento che pazzi, ma si sembra frate mio, sono scesi dall'inferno senza Dio, questa femmina è voce, e non fa che non tiene niente, ma ti prego perdona sto cuore.
Ed era doppio tradimento, salutiamo a Salvo Nicolosi, ciao Salvo, ciao Massimo. Niente, dicevo di queste persone così umili nella vita anche dopo tanti e tanti anni di carriera alle spalle. Loro lo possiamo dire davvero, perché sono nati in un periodo in cui era molto più complicato venire fuori rispetto ad oggi. Oggi ormai è tutto semplice, computer, ognuno si può fare la canzone quando si vuole, invece quelli erano tempi veramente diversi. Dobbiamo fare e vi ricordiamo che sabato 16 saremo in diretta qui a partire dalle ore 21, quindi non vi perdete questa puntata, comunque lo ricorderemo. Dobbiamo fare dei saluti. Allora, dobbiamo salutare Salvatore Giardina che saluta, Salvo. Poi c'è anche Ilaria Labiso che ciao, manda Ilaria. un ti amo al marito, e poi aspetta, dobbiamo salutare anche Annuzza, un bacione ad Ciao, Annuzza. Anno. Bua Carmelo che dice una buona serata a voi, poi c'è anche Santo che dice ciao Sebbi, sei un grande. Grazie, Santo. Lo salutiamo. Rosi che è collegata con noi, sta mandando tantissimi cuoricini. Ciao, Rosi. 100 alla grande. E poi c'è Stefania che dice bravo, davvero complimenti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Continuate a commentare che potrebbe dedicare una canzone a mia figlia Carmela da Come parte no, del sì. suo papà Carmelo. Signor Carmelo, se ha un brano speciale di Sebbi oppure facciamo noi. Dobbiamo salutare anche Maria Patanè. Ciao Maria, anche a te un bacione, perché qui continuano ad arrivare un sacco di messaggini. Ciao Maria. Voi scrivete che noi tra un pochino continuiamo a salutarvi, perché siamo qui fino alle ore 22, ok? Che stasera c'è sushi. Io mi volevo associare nei saluti salutando Dario Camurri, lo saluto, il mio parrucchiere, Sì. nonché Francesco Nicotra. Li salutiamo. Io direi di fare... E la Villa Fior di Loto. Dove si Seguite trova? tutti questa pagina su Instagram, no, dove si... Ah, mi pareva che era Navisco, hai detto la Villa Fior di Loto, io ho detto dove si trova, che ne so. capito. Pensavo che era qualche posto dove ci andiamo a mangiare. Già io ero andata. Posso? Scusami. Vengi, Stavo andando, io stavo andando a mangiarci già. La Villa Vuoi Fior farlo di Loto? venire? Sì, se vuole venire, sì. Vieni, Se vuole Giuseppe, venire, vieni, Peppe, vieni, però vieni. fai il giro largo. 2 minuti. Anche 3. Prendi il microfono. E sarà il nostro prossimo sponsor. Fai Luigi, vabbè, nelle vieni da qua, prossime puntate. che non ci becca vicino il muro, che così non si vede. Diciamo, no. Allora, mo spieghi, accendi il microfono, Peppe. Buonasera, Mettiti mettiti qua, nel va. mezzo, Peppe. Aspetta che sei spento. No, sei spento. Ecco. lo so, Prima saluta, maleducato. Buonasera a tutti. Questa Stiamo sponsorizzazione parlando di all'inizio. cuore. Stiamo parlando di ok. cuore. Capito? E io di cuore ho fatto Il cuore una dice Ti ha la guardato, ti ha guardato. mini pubblicità alla tua struttura. Grazie. Perché Parliamo ti un voglio attimino. bene. Dove si Anche trova? perché settimana prossima ci fate da sponsor. I soldi ti sta dicendo. È stato un modo carino per farlo. Scherzo, capito? lui è un mio amico Confermo. di viaggio in tutti i sensi, è un grande Confermo. Giuseppe Costanzo. Viaggi, pazzi, Quindi eccetera, parlaci 2 minuti così di questa struttura, Dove si trova, dove si Peppe? trova. Allora, sono stato e preso tutto. all'improvviso da lui, però ovviamente Sempre sempre è così. così. Sono le cose che risultano meglio queste. E infatti, è una struttura che si trova vicino a Garibaldi Vecchio, struttura per anziani ovviamente, è inutile vi dico tanto, basta vedete la pagina Instagram Villa Fior di Loto, vedete di cosa stiamo parlando. La cosa principale... Non si troveranno male. Esatto, quello che voglio dire, perché molte volte quando si pensa ad una struttura per anziani molte persone hanno un po' paura. È un tema delicato, sì, è esatto. vero, è vero. Quindi sono sicura, ragazzi, perché conosco Peppe, anch'io, è un amico nostro, è una struttura che esiste da tanto tempo, non è l'unica, ci sono Grazie, persone Mary. super competenti che sanno fare il loro lavoro, ma che soprattutto sono una famiglia. Quindi io immagino cosa significa per un figlio dire mia mamma, mio papà, devo lasciarli da qualche parte, e quando fanno un gesto del genere devono essere sicuri. Ma infatti Con lui io, potete scusami essere se ti sicuri. interrompo, non sono tanto propenso a sponsorizzazioni, pubblicità, eccetera, eccetera, perché la nostra pubblicità siete voi, Esatto. i miei cari ospiti con i loro figli. E questa è la cosa più bella. Vabbè, andiamo in musica. Certo, Grazie, io rimani lo volevo con me. fare perché a Giuseppe lo voglio bene. Grazie Peppe. Gira di là. Andiamo in Vabbè, musica vai. e poi magari possiamo chiamare il primo ospite. Certo che sì. Quale brano facciamo ascoltare? L'hai fatto perdere. Capa. Direi di sì. La riproponiamo anche questa sera, che la dedichiamo a tutti gli innamorati che sono in ascolto. Abbiamo anche la perché versione remix, se l'amore che dura. dici? Su quella remix, Sonny ti mette quella remix. Sonny, abbiamo il remix. Detto fatto. Fermati da ciao papà,
chi lo che è la verità, mi fatto innamorare, giuro non voglio pazziare, sono giorni che vengo qui sotto palazzo, potevo guardare, mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Quel corpo sensuale, voglio far l'amore. Sei quella donna che tutte le notti sogniamo, da tempo per me. E non ti mettere scorno, povero ti voglio. Sto aspettando a te. Ma cosa c'è che non va? Sono sincero e tu posso giurare, chi ti rispetta e sto qua, nessuno male va a parlare. Sono giorni che vengo qui sotto palazzo, potevo guardare, per te per questo tempo non ti fa aspettare. Mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Mi hai fatto perdere la capo. Quel corpo sensuale, voglio far l'amore. Sei quella donna che tutte le notti sognavo, da tempo per me. E non ti mettere scorno, povero ti voglio. Sto aspettando a te. Mi hai fatto perdere la capo. Ed era la versione remix, siamo in remix. Dov'è? Bella! Vuoi ci scomparire piace. anche questa settimana come No. presentatrice? Dov'eri? Perché quando sono scomparsa? Ma quella mi avete fatto, siete stati voi. C'è Rosy che ti fa una richiesta, vuole cantata Bella. Sì, dopo. Ma io sai che mentre cantavo, ti giuro, ma non sono scemenze, come si dice in italiano? Perché bagionate, bagionate. L'avevo pensato prima che finiva di cantare Bella. Rosy, telepatica si chiama. Bellissima canzone. Poi c'è anche Anna Maria Annoni che ci saluta. Buona serata Sebi, buona Patanè, buona serata Mary. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Dopo vi continuiamo a salutare perché abbiamo c'è l'ospite. perché adesso abbiamo un ospite diverso che ancora in questa edizione non era mai venuto. Perché l'abbiamo annunciato la puntata precedente. La seconda doveva essere qua, è arrivata la quarta. Un'altra persona. Però sì, è a sorpresa. Vabbè, non è mai tardi, come si dice, no? No, non è mai tardi, però Salvo mi diceva, Sebbi, ma io sono in radio. Io no, c'è Rosy. Ma dice, Mary, però, è vero, perché 2 settimane fa doveva essere così. Però diciamo la verità, c'è stato un piccolo qui qua, ma insomma è già stato presente con noi nelle scorse edizioni. Sì, sempre, lui è uno di poco fa abbiamo detto degli amici. Sì. Lui è un amico oltre un cantante che è un mio compagno di viaggio pure. Esatto. Quindi in ogni mia puntata c'è sempre, quando può, giusto, ma c'è sempre. È un po' impegnato il ragazzo, però insomma anche noi non lo vedevamo da un po'. Tra l'altro da poco ha realizzato tanti brani nuovi, devo dire la verità, anche molto belli. Ce n'è uno che funziona tanto, anche qui in radio lo sento esatto, sempre. Quindi siamo molto felici di questo perché lo merita. Stiamo parlando di Salvo Veneziano. Buonasera. Buonasera Salvo, come stai? Buonasera Salvo, benvenuto. Come stai? Buonasera. Tutto bene, grazie. Voi? Bene.
Vedi che siamo belli stasera, Sì, belli troppo pimpanti. belli. Illuminiamo gli schermi di tutti i nostri amici che ci guardano. Sì, vabbè, l'ho fatta grossa. Oh, Basetti, permettimi. Illumini, dai, diciamo la verità. Illuminiamo. Dicevo che io sento sempre, spesso su Bella, una canzone che fa sempre straniero, ma non ne ha così. Sì. Quindi penso che stasera ce la vai a ascoltare, giusto? Infatti il primo brano facciamo questo. Sì, Quindi, subito? non lo Subito so, lo facciamo lui lo sa cantare che lui è quello di poche È di poche parole, Salvo, però canta. Quindi centro del palco. Salvo, sono due. Quindi canti questa e poi annuncia a Sonny quale vuoi cantare dopo. Il nostro duetto. Signore e signori, Salvo Veneziano. Io non so per quanto ancora resisto, lo giro. Ne ho viste di belle donne, ma così nessuna. Tu sei di un altro pianeta, hai tutto, tu sei completa. Sia più bella che ci stiamo mettendo le brividi. Tutti ti chiamano chica morena spagnola, per i tuoi tratti orientali porti un'aria nuova. Belle assai particolari, forme come onde del mare, si diverse, si speciale, solo tu. Sembri straniera ma non ne ha così, sei di Catania che femmina sì. Con i tuoi moti mi pare una star, fai reputato, fai suonare. Nera nera con quegli occhi blu, indagato tu non riesci più. Fai salire la pressione su, e stai combinando tu. Sembri straniera ma non ne ha così, sei una bellezza ma in Italia. Tutte guaglione sono gelose te, tu sei più bella delle femmine. Fai la diva con gli occhiali scuri in discoteca. Tutti ti offrono da bere, non rifiuti mica. Accetti con il piacere, bicchiere dopo bicchiere. O fanno perché devono far sballare. Sembri straniera ma non ne ha così, sei di Catania che femmina sì. Con i tuoi moti mi pare una star, fai reputato, fai suonare. Nera nera con quegli occhi blu, indagato tu non riesci più. Fai salire la pressione su, e stai combinando tu. Sembri straniera ma non ne ha così, sei una bellezza ma in Italia. Tutte guaglione sono gelose te, tu sei più bella delle femmine. Tu sei più bella delle femmine. Tu sei più bella. Il duetto, ok. Sembri straniera, ma non ne ha così. Facciamo subito? Ma quando sto vicino a te, tutte cagnate, sai perché? Che tu c'è saputo fare ed mi hai fatto
innamorare e ogni ferita me la saputo curare. Io mo campo solo per te, che lo chiedo e voglio vedere. Ramo fino all'eternità, e se nata vita ci sta, amo mia grire, io con te voglio passare. Tu sei troppo importante, ormai fai parte di me. Tutta vita, ogni istante, voglio scrivere la storia insieme a te. Tu sei troppo importante, te guardo e vedo a me. Con te sono contento, ogni cosa che tengo grazie a te. Senza temore, sempre più io mi innamoro. Per me tu sei la ragione, tu giuro che appartieni a me. A Dio mi voglio ringraziare, perché a te mi ha fatto incontrare. Cosa più bella non ci sta, tu mi fai vivere e sognare, non ce la sanno mai, ma resto sempre qua. Tu sei troppo importante, ormai fai parte di me. Tutta vita, ogni istante, voglio scrivere la storia insieme a te. Tu sei troppo importante, te guardo e vedo a me. Con te sono contento, ogni cosa che tengo è grazie a te. Senza temore, sempre più io mi innamoro. Per me tu sei la ragione, tu giuro che appartieni a me. Ogni cosa che tengo grazie a te. Bravo Salvo, bravo, bravo, bravo. Grazie. Bellissimo, tra l'altro l'ultimo brano che hai presentato, super romantico. Tra l'altro Sì, voglio dirti che sono arrivati veramente tantissimi messaggini per te e prima di tutto salutiamo Salvatore Pesce che ci ascolta dalla Calabria. Ciao Salvatore, un bacione a te. Un saluto a Salvatore. E poi ancora un saluto per Maria Luisa da parte di Carmelo, lo salutiamo. E poi c'è Paola Marino, Salvo ciao grande. Aspetta, Salvo Veneziano, buonasera da parte di Anna Maria Annoni. Paola che dice bravo, Saluto. c'è anche Maria Patanè, bravo Salvo, Vanessa Greco, vai Veneziano, la nostra Annuzza, bravo Salvo da Enza Di Mauro, Paola Marino bravo, la nostra La straniera, Rosy. sì, la straniera, Enza Di Mauro. Ah, è lei, Sì, è brava, lei. anche lei. È lei la molto, protagonista. Lei è molto brava, Sì, molto grazie. bella, complimenti. E insomma salutiamo tutti coloro che Sì, un hanno saluto a lasciato tutti. un pensierino anche per te e si sono complimentati. Grazie a tutti. Allora, Salvuccio, noi ci vediamo Ci vediamo dopo, dopo? sì, Ok. perché dopo ritorni da noi. Ok. Ci vediamo dopo. A Ciao, dopo. ragazzi. Facciamo un applauso per Salvo Ciao, Veneziano che tra un pochino ritornerà con noi e rifacciamo Grande tornare il nostro- Salvo che Hai visto che dire? lui? Sì. Ho visto pure questa melodia che ha fatto per ultima che Molto bella. devo essere sincero, bella. Molto bella, molto romantica la canzone, un testo molto bello che dedichiamo come sempre a tutti anche coloro che avevano voglia di sentire un bel brano romantico. Viva l'amore, viva l'amore. Sempre. Viva l'amore. Senti, che ne dici se facciamo 2 brani questa volta? Perché ogni volta ne facciamo troppi pochi Ma e non si può sentire Renato, veramente. Stasera Renato proprio. l'ha trovato la Renato.
Renato? Quel Renato che se fu ci Renato. sei, Renato. Partiamo con Renato. No, se non c'è, magari hai tempo di cercarlo. Partiamo con Bella. Lo Che dedichiamo a tutte le belle. Alla nostra Rosy che l'aveva richiesta, A Rosy Rosy, Milano, a che era tutte le stata la belle prima che di l'aveva Bella. richiesta. Salutiamo il nostro Peppe Catanese Doc, salutiamolo. Ciao, Ciao Peppe. Peppuzzo, un bacione anche a lui. Peppe, ragazzo con la barbetta che Sì, era Sapo. sì, Ciao sì, Peppe. sì. Gli mandiamo un bacio, Peppe Catanese Doc, Ciao, anche alla ciao Zerbina. Peppe, mi saluto Sapo. Come sto cosa? Vabbè, ma Salvo è così, no? Capito? È salvo per iniziare, non ci sono problemi, è tutto nella norma. Sarebbe strano se non fosse No, ma così. un gruppo. Poi dopo a fine serata magari inquadriamo il gruppo. Dove dovete andare dopo? No, inquadriamo il gruppo di noi. L'ho capito che vuoi, infatti ho detto dove dovete Andiamo andare. a sushi. Che siete Si può tutti dire? così allocchittiati. Magari le persone già stanno mangiando, noi ancora dobbiamo mangiare. Ma è una prassi Quindi quando si lavora e dopo si canta. Siamo a sushi, tutto offerto dal nostro caro amico Giuseppe Costanzo. Te pareva, bravo Peppe! Non ti puoi ricattare. Giovedì prossimo gli chiederò se hai offerto realmente. Meglio hai visto. Andiamo con Bella. Bella! E te penso te notte sia mia. Sentimento è una malattia. Amore mio. Bella, si te passa così bella. Stai con me da parte in coppa e stella. È passato un minuto, poco fa innamorare. Bella, si te passa così bella. Stai con me da parte in coppa e stella. Ja van beste fatto tu non vuoi scendere te venga a pigliare. Baila, amore mio. Baila, amore mio. Ma come mi piace, quando tu mi passi. Si ci appiccichiamo, poi facciamo pace. Con quel vestitino mi fai perdere la capa. Non vedi messaggi, 300 chiamate. Pasci pazzo quando ancora tu non mi hai cercato. Ti piace cosa pazzo cresciuto mi sa si strada. Quando eri creatura te ne manca papalata. Quando ci incontrate te mi sono innamorato. Vieni, muoviti lentamente. Voglio una malamente. Sta insieme a me per sempre. Solo con me. E te penso te notte sia mia. Sentimento è una malattia. Amore mio. Bella, si te passa così bella. Stai con me da parte in coppa e stella. È passato un minuto, poco fa innamorare. Bella, si te passa così bella. Stai con me da parte in coppa e stella. Ja van beste fatto tu non vuoi scendere te venga a pigliare. Baila, amore mio. Baila, amore mio. Dillo come a me, dillo come solo a me. Ti regalo sta luna ma tu vuoi solo Chanel. Dillo come a me, dillo come solo a me. Ti regalo sta luna ma tu vuoi solo Chanel. E te penso te notte sia mia. Sentimento è una malattia. Amore mio. Bella, si te passa così bella. Stai con me da parte in coppa e stella. È passato un minuto, poco fa innamorare. Bella, si te passa così bella. Stai con me da parte in coppa e stella. Ja van beste fatto tu non vuoi scendere te venga a pigliare. E te penso te notte sia mia. Sentimento è una malattia. Amore mio. Fatto desiderare, ancora mai si deve attirare. Però hai cambiato ogni cosa. Tu sei diverso, tu non sei che là. Ma non fa sta bene uguale. Quando ti guardo vuoi fare l'amore con me. Stasera stiamo malato, a noi siamo dannati. Se veniamo sbagliati senza pensare. E se ancora mi scoppia si sguarda a vita. Eravamo malati, tutte cose cagnate. Quando viene
serenamente. Siamo noi in durietto, facciamo amore. È passato solo una settimana, ti pigliamo pure piano. Non ti faccio stasera, ti voglio vedere. Questo amore malato, ma noi siamo dannati. Se vogliamo sbagliare senza pensare, e se vogliamo scoppi si sfatta a mirare. È un amore malato, tutte cose cagnate. Quando viene stasera ti voglio qua, ora senza mano non potremmo stare. Se più forte le emozioni, solo con te voglio fare amore. Con te non servono parole, che io ti basta soltanto uno sguardo per farti capire che io e te siamo complici d'amore, ma non potremmo stare insieme perché oggi sbagliamo con te. Quest'amore malato, ma noi siamo dannati. Se vogliamo sbagliare senza pensare, e se quando mi scoppia si sfatta a mirare. È un amore malato, tutte cose cagnate. Quando viene stasera ti voglio qua, ora senza mano non potremmo stare. Se più forte le emozioni, solo con te voglio fare amore. Con te non servono parole, che io ti basta soltanto uno sguardo per farti capire che io e te siamo complici d'amore, ma non potremmo stare insieme perché oggi sbagliamo. Questo amore malato, ma noi siamo dannati. Se vogliamo sbagliare senza pensare, e se quando mi scoppia si sfatta a mirare. È un amore malato, tutte cose cagnate. Quando viene stasera ti voglio qua, ora senza mano non potremmo stare. Ed era Amore Malato, Amore Malato. Questa era da tanto, da tanto che non la presentavamo. Sì. Era da un bel po' di tempo che non la cantavamo, quindi l'abbiamo riproposta stasera. Diciamo che abbiamo pure la versione remix. Sì, magari la prossima volta facciamo dance. Oggi dance abbiamo fatto, mi ha fatto perdere la capa. Sì. La versione dance abbiamo fatto quella, prossima settimana facciamo questa, facciamo un po' per ciascuno. È arrivato un messaggino diretto da parte di Lady Mercedes che richiedeva quanto si bon. Cioè questo è stato Peppe che mi ha dato il telefono, me l'ha fatto vedere. Salutiamo a Lady, ciao Lady, certo, ora lo facciamo. Io recapito ciò che mi dicono, capito? Proprio lui è stato, Qua. È lui. Senti, quando si buono, dopo la prossima facciamo per Lady tutta Messina e tutte le bon, tutti i culetton bon, scusami, andiamo a Cesare ciò che è di Cesare. Dai, ecco. ci sta. Quando si bon e dopo quando si bon facciamo Belen e facciamo Ambo. Senti, dobbiamo salutare, tra l'altro, voglio salutare il mio sponsor. E stavo per dire questo. Cioè, la telepatia. Hai visto che brava? Dai, fai tu allora, visto che stai parlando. 2 minuti, magari diamo. Però devi prendere il microfono che ha Salvo. Salvo si è appropriato di quel microfono. Salvo, non anche vede suo, non c'era più. Salvo, per stasera tu non canti più. Vieni, Ale. Te ne potessi magari. Buonasera alla SP di Antonio Sbambinato, come stai? Tutto bene? Antonio, aspetta, facciamo una cosa, Sonny. Mandami lo sponsor, andiamo così allo lo presentiamo come si deve. Vai, freak. Hai bisogno di dare nuova vita alla tua casa? SP, la nuova ristrutturazione. Antonio Spampinato e il suo team sono esperti in idraulica, rivestimenti, pavimentazioni e pittura. Qualità garantita. Immagina la tua casa trasformata, gli spazi che riflettono il tuo stile e la tua personalità. SP, la nuova ristrutturazione, ti offre soluzioni su misura. Chiama per un preventivo gratuito 329 585 7801. Non aspettare. La tua casa merita il meglio. La SP, il nostro Antonio, che questa sera ci ha deliziato della sua presenza. Di solito non è mai venuto, ma sto giovedì è venuto qui con noi. Antonio, possiamo dire che comunque fate di tutto e di più. Preventivi, chiunque abbia bisogno può contattarti telefonicamente. O guardare la sua pagina Instagram, dove ci sono tutti i lavori giornalmente. Ora lo tagliamo anche su Instagram. Mettiamoci in posizione foto e vi dico 2 cose. 1, 2, 3, posizione foto, ragazzi. Ale, guardate Sonny. 1, 2, 3. Dicevo, per chi magari durante il giorno vuole vedere, ci sono giornalmente tutti i lavori fatti su Instagram. Come si chiama la pagina? SP? La nuova
nuova SP ristrutturazione. Quindi la nuova SP ristrutturazioni, ragazzi, andate su Instagram, adesso noi lo taggeremo, così basta che andate sulla nostra storia, potete trovare direttamente il tag in modo da andare lì, mettete il segui e verrete aggiornati per qualsiasi cosa. Esatto. Che poi la cosa più carina è che appunto la super cordialità, potete parlarci, sono tutti insomma come si può professionisti. vedere, le persone si vedono anche live, perché esatto. Cioè montare una pubblicità è facile, però si vede pure la persona. Noi ve l'abbiamo portato qua. L'umiltà, garantiamo per lui. Anche per me è un piacere essere con voi. Grazie Antonio, ce l'hai detto tante volte, finalmente sei venuto. Avvicinati al microfono, so che tu sei bravo in altre cose, sì. Noi ti insegniamo come parlare al microfono, devi mettere vicino, altrimenti non si sente la mazza. Vedi Sebi quando canta? Dicevo, ragazzi, basta seguire la SP di Antonio Spambinato e vedere tutti i lavori su Instagram, Facebook, TikTok. Poi comunque noi diamo in giro per Catania, io vedo quei fugoni, la nuova SP. Io mi fermo perché magari mi fa un altro sponsor, però niente, l'ho fatto uno e basta. Abbiamo le nostre puntate qua, basta che è qui con noi. Tra l'altro in pubblicità abbiamo anche il numero telefonico, potete contattarlo tranquillamente, ragazzi, perché sono super cortese, questo ve lo garantiamo, quindi nessun problema. È un piacere essere con Mary Milano. Grazie. Grazie Antonio, grazie. Noi ti aspettiamo. Ci tornerai a trovare? Sì, perché so che ci sono delle novità qua su Bella. Quindi... Vabbè, tutti i giovedì sei qua con noi? Certo. Ormai ha preso residenza pure lui, visto come Salvo. Sono della famiglia vostra. Bravo, come Salvo si frega il microfono, capito che ormai se l'è fatto suo. Voglio mettere vicino. Antonio è con noi. Che dire, grazie Antonio, alla prossima, grazie. Ci vediamo. Ciao Anto, ciao. Allora, dicevamo, noi abbiamo fatto nel frattempo una mini scaletta. Quando si bonno e poi Belen che camminano bene. È contraddittorio. Lo so, appunto per questo l'avevo fatto. Aveva un senso. Mizzicata. Tu mi devi capire. Io ti capisco. Subito mi devi capire. Facciamo quando si bonno, Mary. Allora facciamo così. Scegli tu l'altro avanti. Io ci avevo fatto il duetto perfetto. Dolce e salato. Facciamo quando si bonno, Mary. Io? Poi, no, tu. Nel senso, io che la dovevo cantare io. Quando si bonno, quando te metti un perizom. Io ti devo capire, a te tu non mi capisci. Aspetta, stava facendo un po' di fassa. Ho detto facciamo quando si bonna, Mary. Ok. Dopodiché facciamo Belen. Ok. Quindi, capisci? Doppio senso. L'ho capito, Tondero. Sto facendo la scema, io comprendo. Quando ti muovo se vedo il tuo perizom. Ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non te faccio via sonno. Faccio di tutto e di più quando si buono. Stasera mi brinda con un Don Perignon. Ti straccio reggisena e pura minigon. Te voglio fino a che non vedo riesco solo. Quando si buono pare proprio la brasiliana. E invece tu sei della zona. Vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buono, quando ti muovo se vedo il tuo perizom. Ma come ti sta bello sto Louis Vuitton. Stanotte baby non te faccio via sonno. Faccio di tutto e di più quando si buono. Stasera mi brinda con un Don Perignon. Faccio reggisena e pura minigon. Te voglio fino a che non vedo nessuno. Quando si buono muovino come fa sciaghire. Vedi come mattina a te vende si frede. Quando smallo tu da giro. Sta bella nera nera, crede mi fa paura. Tu pare disegnato come fosse una scultura. Passiamo insieme sta città, partiamo, andiamo a Malata. Soldi diamanti in quantità perché si buono. Dimmi solo come facciamo lontano, ti voglio portare. Baby dimmi come facciamo, decidi tu. Quando si buono, quando si buono, quando si buono. Sei troppo bella, non ne si traso, tu subito rinda capa mia. Se non ci credi ti faccio vedere che te faccio mia pazzia. Quando non vuoi non sai i pensieri che faccio in questa fantasia. Ti immagino rinda stasera che l'ho pure quando stai a casa mia. Non
ci credeva ma tu sei da me. Ieri e noi ero solo fantasie, noi ancora fammi morire. Sto pensando se sono rami, parlo la storia e m'emozione, fatta morire come sotto lenzuola, solo io e te senza liscione, fammi morire in barazzo. Proprio la brasiliana, ma invece tu sei della zona, vedo che fumi marijuana e bevi un bicchiere di Havana. Quando si buoni, 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 quando si buoni. Grazie Belen, 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 Belen. Tu passi in Rosana la mattina, annanzi specchio solamente a te truccare, poi più sai troppo buono da vicino, se non da buffe trucco non ti può guardare, e a così ti può convincere, che l'uomo non ti corteggiano, non sei capace di ammettere, sei troppo brutta nenne. Va bene, te crede troppo bella, sta convinzione di ne rinde il cervello, volesse va bene, te sento una modella, te fatti zizzo culo e puro filler, ma stai inguagliato nenne tutto un blocco, ma non so soltanto questi ritocchi, dice che sia regina e TikTok, sti Peppa Pig se lievo sti filtri. Volesse va bene, quando tutto bordello, si provi a fotocopie e carcamello. E gli esami non dovevano nessuno, perché non vanno a nascondere i difetti, ma pure c'è che non te ne milione, e uomini che ti vanno e tu fai salare, ma quando poi ti conoscono, che fregatura che pigliano, poi una roba ti bloccano, non ti fanno più apparire. Volesse va bene, te crede troppo bella, sta convinzione di ne rinde il cervello, volesse va bene, te sento una modella, te fatti zizzo culo e puro filler, ma stai inguagliato nenne tutto un blocco. Ma non so soltanto questi ritocchi, dice che sia regina e TikTok, sti Peppa Pig se lievo sti filtri. Volesse va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopie e carcamello. Nenne tutto un blocco, ma non so soltanto questi ritocchi, dice che sia regina e TikTok, sti Peppa Pig se lievo sti filtri. Volesse va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopie e carcamello. E ci sta una canzone ironica, per tutte, come l'abbiamo chiamato, le... Che c'è? Che si chiama? No, ti preoccupare, è tutto nella norma. Che ridi tu? E ti combini. C'hai il microfono aperto e si sente anche la risata. Quando sono uscito, sono entrato, cioè nel senso sono entrato. Sì. Praticamente ho sbattuto il piedino, inquadro il mio piedino che è piccolino. Ok. È caduto... Come si chiama il zoccoletto? E va bene, niente, non ti preoccupare. Non l'ho fatto apposta, ma un domani se c'è di bisogno c'è sempre la SP. La nuova SP No, vero. Il giorno giusto nel posto giusto. Non è vero. Niente, noi ci mettiamo un po' che colla e si appiccica tutto. Siamo arrivati a fine serata. No, dobbiamo far tornare l'ospite e poi chiudi tu dopo. No. Quindi lo facciamo ritornare? Sì, Salvo Veneziano, ritorna con noi. Buonasera di nuovo.
Bentornato. Andiamo con questo duetto nostro, tutto nostro. Abbiamo, sì. Allora, c'è pure il video, c'è pure un personaggio nel video, come no? C'è anche Peppe nel video. Quanto tempo fa? Quando è uscita questa canzone? No, circa 2 anni fa. 2 anni fa, sono passati 2 anni da quando ci fu. Sì. Ok. E quindi come facciamo questa canzone? Okay. Sta insieme, no? Metti un po' di reverb. È tutta una storia di un macello. Andiamo, Salvo Veneziano e Sebi Patanè. Stai facendo, ti vengo tutti i giorni insieme a te, non la conosci, non è guaglione che fa per te. Lasciane perdere, voglio bene, io mi sono innamorato di ci posso fare. Lei mi dà tutto, confermo quando parlerei la verità. Ci devo avere, sta insieme a nato, non è lasciato, che la femmina tu sai non fa per te. Lei ha tradito, non gli avrei si dice che va bene, invece di noi e mi appartiene, e non mi posso scordare che sta buono. Sono innamorato, lei mi ha cagnato, chi l'ha detto che sto solo voce. Io per te voglio bene, non voglio che soffre perché l'anno. Ti ringrazio ma ora decidi, non si comanda. Io spero che capirai. È tutto vero, e non sono bugie la verità. Io ci ho visto insieme a nata, ieri sera abbracciato. Sono sicuro che forse era nato, non può essere che stai sbagliando tu. Come sincero, e non me la sa suonare per nessuno. Sono sicuro che sta insieme a nato, non è lasciato, che la femmina tu sai non fa per te. Puro marito, lei ha tradito, non gli avrei si dice che va bene, invece di noi e mi appartiene, e non mi posso scordare che sta buono. Sono innamorato, lei mi ha cagnato, chi l'ha detto che sto solo voce. Io per te voglio bene, non voglio che soffre perché non l'ha. Ti ringrazio ma ora decidi, non si comanda. Io spero che capirai. Grazie Salvo Veneziano, grazie Sebi Patanè. Devo dire che bravo Salvo. Mary, tu sai che è tornato. Cosa? Dico, finalmente è tornato. Tu sai che lui ha di poche parole qua sul palco, però tu devi sapere che l'altra sera quando è stato? Domenica? Sì, eravamo insieme perché lui di tanto in tanto mi va a chiamare. Ah, si fa ripetere. Non picchiamo un aperitivo, un caffè. Abbiamo scritto, fra virgolette, quasi completa, un nuovo duetto. Una nuova bomba. Tratto da una storia, fra virgolette, vera. Bene.
Quindi prossimamente sicuramente un altro Sabbo duetto. Veneziano, Sebbi Patanaro. Bene ragazzi, Noi ci sono mettiamo in contenta. macchina così e ci vengono queste idee pazzesche. Ed fate bene ragazzi, queste sono le cose belle tra amici ed è bello che comunque si continua ad avere questa amicizia così forte, quindi ti riaspettiamo, ci torni a trovare. Certamente. Il microfono però stasera Con questo qua tante non te novità. lo puoi portare a casa, sì. te lo puoi portare a casa. Mettici un Potete antileccheggio grazie, perché chi Sebbi. se ne esce come Come ne sono sicura, grazie. Grazie, buonasera. Grazie al nostro Salvo Veneziano. Allora siamo arrivati. Adesso sì, adesso ci siamo, abbiamo il tempo per l'ultimo Non brano. c'eravamo due. Fanne una veloce, dai, Fanne una subito. veloce e chiudiamo, dai. Così. Messaggio d'amore, dai. Sì, ragazzi, le origini del nostro Sebbi Patanè. Torniamo indietro. Quanti anni? Che anno? Neanche più in scaletta. Torniamo quanti anni sono passati? 6? 2016. E quindi ha voglia, più di Messaggio 6. d'amore. 10. Andiamo. Hai giurato fine per la tua storia d'amore, vivi giorni neri senza lui. Soffri dentro, muori ma non dici una parola. Perdonarlo tu non ce la fai. Tutti commettono errori in amore, vuoi perdonarlo, lui non lo fa più. Dici di no, ma poi dura un attimo. Parli di lui e scende le lacrime. Non ce la fai, è inutile fingere, perché lo ami, 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 ami di più. Senza di lui c'è un vuoto nell'anima, spegnilo dai, l'orgoglio che adesso hai, perché nel cuore c'è un messaggio d'amore che ti parla di lui. Se poi ti chiama dai non dire di no, tanto non so se innamorata di lui, digli di sì, lui verrà e con un bacio pace farà. Non puoi stare male se ti manca da morire, fai un passo indietro e vai da lui. Pure se ha sbagliato tanto sai che dopo bene e tu sta vicino con pensiero. Non lo facciasi stasera e sta bene, provaci ancora, non dire di no. Dici di no, ma poi dura un attimo, parli di lui e scende le lacrime. Non ce la fai, è inutile fingere, perché lo ami, 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 ami di più. Senza di lui c'è un vuoto nell'anima, spegnilo dai, l'orgoglio che adesso hai, perché nel cuore c'è un messaggio d'amore che ti parla di noi. Se poi ti chiama dai non dire di no, tanto non so se innamorata di lui, digli di sì, lui verrà e con un bacio pace farà. Se poi ti chiama dai non dire di no, tanto non so se innamorata di lui, digli di sì, lui verrà e con un bacio pace farà. Messaggio d'amore. Messaggino, salutiamo l'autore di questo mio brano, Rosario Armani. Ciao Rosario. Un bacione anche Che- per lui. Ha continuato a farmi altri brani tanti, nuovi tanti. che prossimamente Finalmente usciranno. presenterà e ascolteremo soprattutto. Allora, noi siamo arrivati? Sì, Siamo arrivati. siamo Purtroppo arrivati. sì, purtroppo sì. Ci vediamo giovedì prossimo.
Sabato giorno 16. Intanto giovedì e poi sempre della stessa settimana il 16 appunto, il 16, sì. Insieme a Salvo Nicolosi e Massimo Mix. Li salutiamo. Gli mandiamo un bacione perché sabato ci sarà questo special. Tra l'altro vi ricordiamo che la replica di stasera sarà lunedì e come sempre la puntata da domani la troverete anche sul nostro canale YouTube. In tutto. Se qualcuno si ricorda di inserirla, se non sarà domani è dopodomani, però verrà inserita. Un po' con lentezza ultimamente, devo dire la verità, però verrà messa. Quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo. Adesso voi ve ne andate a mangiare sushi tranquillamente. Con quale brano ci salutiamo? Instagram. Salutiamo. Quindi seguite tutti Sebbi Patanè su ricordiamo Instagram. Le date, ricordiamo i contatti. I contatti, Sebbi Patanè, lo stavo dicendo, su Instagram, Facebook, TikTok e tutti i vari social digitali. Su YouTube, ovunque. Grazie al nostro Sebbi Patanè, buonanotte a Grazie tutti. A voi. Ciao. Stasera faccia parlare, casa mia verità, ti segue non mi perdo mai una storia. Ti volevo contattare, forse già non mi si fa, ma non trovavo mai queste parole. Con te ma come ci fa, che non ti saccio spiegare, ti voglio dicere quello che provo. Tu non mi fai più dormire, mannaggia te ma chi si, carinda niente di roba tu caro. Ma tu con me combinata, mi son conquistata, quando tu passa a me mi fa morire, ti guarda e mi manca il fiato, se posti una foto, non ha ragione più. Ma tu con me combinata, ormai te sono malata, manca una storia, mi perdo di te, mi hai fatto perdere la capa, mi sono innamorato, voglio soltanto a te. Oh, facciamo insieme a me, giuro non ce la faccio più, mi si traso di parlare. Tutto mi parla di te, non c'è sta niente, nessuno che vuoi come te, sto pazzo soltanto te. Ma non voglio toccare, stavo per la ciamasa, solo con te giuro voglio amore. E se tu vuoi pure a me, fammi presto fammi sapere, non fa passare manco